Ci sono delle novità che riguardano gli alunni della scuola primaria e delle medie che verranno sottoposti ai test salivari a campione. Giovedì le scuole riapriranno i battenti per l'inizio di un nuovo anno che, a differenza dei precedenti, vedrà gli studenti presenti in aula. È stata la Regione siciliana a fissare le regole principali perché tutto proceda nella sicurezza totale. Riguardo l'uso della mascherina c'è la deroga. Praticamente la mascherina non verrà utilizzata nelle aule dove tutti gli alunni sono vaccinati con la seconda dose. Resta l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. L'intenzione è anche quella di continuare a scuola la campagna vaccinale. Gli studenti over 12 che hanno ricevuto la prima dose superano il 50%, al 90% invece arriva il personale scolastico che si è vaccinato con entrambe le dosi. Stando a quanto dichiarato dal presidente Musumeci, il personale scolastico non vaccinato subirà una pesante stretta. Per Musumeci i vaccinati devono essere allontanati dal posto di lavoro. Intanto, per il tampone salivare, l'ufficio scolastico regionale provvederà a fornire alle ASP territoriali l'elenco delle scuole soggette a campionamento. In Sicilia oltre 8.000 studenti verranno sottoposti ai test ogni 15 giorni. Ad occuparsi della somministrazione saranno le USCA. Confidiamo nella collaborazione degli studenti e delle famiglie. Questo il commento degli assessori all'istruzione, la Galla e alla salute Razza.